Ringrazio il Presidente Ciambetti per averci permesso di essere qui. Grazie Presidente, ringrazio il Presidente Ciambetti per averci permesso di essere qui oggi e anche per il sostegno che tramite il patrocinio il Consiglio regionale del Veneto dà alla nostra iniziativa. Iniziativa che vuole essere il primo esempio di mettere in rete un unico territorio, quello di Asolo e del Montello, territorio tra Piave e Brenta, territorio dove l'enogastronomia, dove le eccellenze enogastronomiche sono il primo attrattore turistico, sia per il turista di prossimità, sia per il turista anche straniero. Nel momento in cui abbiamo pensato di raccontare il nostro territorio, siamo partiti dalle eccellenze, quelle enogastronomiche, quelle agricole e anche quelle culturali, per poterlo rappresentare al meglio. Le abbiamo messe in rete e abbiamo organizzato questo primo festival che la terza settimana di giugno, partendo da Nervesa della Battaglia, quindi dal confine più ad est del nostro areale, ci porterà poi la domenica 23 ad Asolo, in un percorso, perché siamo strada del vino, significa quindi un percorso enogastronomico, è un percorso anche fisico, perché parliamo di oltre 30 km di strade e di itinerari, ed è per questo che abbiamo voluto farlo itinerante, non in un unico sito, non in un unico museo, non in un'unica città, ma itinerante per coinvolgere tutto il territorio e tutti gli attori del nostro territorio. Ringrazio tutti quelli che sono stati i nostri partner, in particolare la Banca delle Terre Venete, senza il cui sostegno il festival non avrebbe potuto esserci, i nostri partner istituzionali, in particolare l'Ascom Confcommercio Coldiretti, e le due destinazioni turistiche del territorio, la DMC Montello Travel e l'intesa programmatica d'area Terre di Asolo e Montegrappa, perché come destinazioni turistiche del territorio stanno facendo anche loro un lavoro di promozione. Ringrazio poi tutte le aziende che hanno voluto, che hanno accolto l'invito della strada a partecipare, quindi le cantine vitivinicole, ne abbiamo coinvolte quasi una ventina, tutto quello che è il gruppo dei ristoratori, il gruppo ristoratori del Monte alla Tavola e il gruppo dei ristoratori dell'Asolano, anche qui siamo a più di 15 ristoratori che parteciperanno al festival e poi vi spiegheremo anche il programma. E le realtà museali che abbiamo coinvolto, al momento sono 7, abbiamo coinvolto quelle che per noi erano le più significative, non le uniche che meritassero di essere coinvolte, ma in questa prima edizione abbiamo dovuto fare una scelta. Anche qui siamo andati a prendere 7 realtà che coprono l'intero territorio, da Asolo, passando per Possagno, quindi per la Gipsoteca del Canova, la Villa Palladiana, Patrimonio UNESCO di Maser, la Tipoteca Italiana di Cornuda, il più grande museo del tipo da stampa a livello europeo, il Museo Archeologico di Montebelluna, il Museo Veneto della Grande Guerra, quindi questa eccellenza che abbiamo sempre a Montebelluna sulla Prima Guerra Mondiale, la collezione Jonathan a Nervesa, che è una collezione di aerei e di riproduzioni di aerei della Prima Guerra Mondiale. Anche qui sono delle unicità sul nostro territorio. Inviterei qui sul palco Francesco Redi, che ringrazio, che con l'agenzia Thyssen ci ha aiutato la strada nella realizzazione di questo festival, ed entrerei poi nel merito di quella che è la settimana e poi le attività di questo festival. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Presidente, ed è comunque emozionante essere qui perché insomma siamo qua e ne stiamo parlando, visto che è la prima edizione, per cui insomma è sempre emozionante. Anch'io non ripeto, insomma, ma mi accodo a tutti quanti i ringraziamenti. Il festival lo abbiamo ideato con una logica di integrazione tra i due territori, due territori che hanno un'altissima vocazione turistica e con fondamentalmente tre componenti. Una componente di piazza che avverrà ad Asolo il sabato all'interno del castello, dove ci sarà questa wine experience, cioè la possibilità di degustare i vini. Una che è più itinerante e che riguarda appunto la visita agevolata dei punti di interesse che prima abbiamo elencato e che viene abbinata ad un'esperienza enogastronomica, come se fosse
quasi un mercatino diffuso, ecco, da questo punto di vista. E questo si può usufruire scaricando una card fest, l'abbiamo chiamata così in maniera tale che fosse facilmente riconducibile, quindi si scarica, è gratuita e c'è la possibilità di entrare con delle facilitazioni all'interno di questi bellissimi luoghi di interesse, ricordo la Gipsoteca, la Fondazione Jonathan, come ha detto il Presidente, ma abbinata ad un assaggio o ad un'esperienza enogastronomica. E poi c'è una terza componente che anche questa è diffusa, non faccio nomi, ma conosciamo tutti l'offerta gastronomica del Montello e della zona dell'Asolo, per cui ci sono una serie di ristoranti e agriturismi che sono convenzionati, dove si potranno assaggiare le prelibatezze del territorio. Vi assicuro che, essendo una vocazione quella enogastronomica particolarmente marcata, il territorio merita. Quindi assolutamente una grande opportunità di visitare diverse componenti del territorio. Va molto bene sia per chi ha desiderio di visitarla in auto o in bicicletta, visto che è uno degli strumenti di fruizione migliori, che sia in gruppo, in famiglia o anche singolarmente. Ci tengo con questo anche a dare un dato che prima stavamo conteggiando. Stiamo parlando del coinvolgimento di almeno quasi tra 60 e 70 tra imprese e organizzazioni di vario genere all'interno di questo festival. Sono principalmente imprese, microimprese del territorio, in mano a famiglie del territorio, per cui questo è anche un po' la volontà in fase di ideazione del festival, di fare in modo che un evento di vocazione turistica possa mantenere all'interno del territorio un impatto economico. Allora, nell'invitarvi tutti quanti dal 20 al 23 a vederci nel territorio dell'Asolo e Montello, non vi nascondiamo che stiamo già lavorando sulle prossime edizioni, sapendo che si chiama Asolo Montello perché poi ci sarà come si dice, un po' uno scambio dei ruoli, no? Quello che era itinerante viene spostato sul Montello e viceversa, ma finiamo qua e l'invito è quello di venirci a trovare. Grazie. Grazie Francesco. Invito intanto sul palco il presidente vicario della Banca delle Terre Venete, l'avvocato Piero Pignatta. Grazie di avermi dato la parola. Io sarò brevissimo e solo per tentare di spiegare il collegamento con questa bella, importante iniziativa che avete posto in cantiere. Io rappresento una banca che nasce dalla fusione di due piccole banche locali, una trevigiana e una vicentina, e ha la caratteristica di essere legata al territorio. E proprio perché è legata al territorio ha la caratteristica di cercare di sostenere le iniziative come la vostra, che è apprezzabile perché, al di là della fatica che avete fatto, della fantasia che avete sicuramente esercitato, siete riusciti a toccare tanti punti di incontro. Il Presidente Ciambetti prima ne ha citato qualcuno. Sì, è giusto che ci sia l'aspetto enogastronomico, la valorizzazione dei nostri prodotti, e va tutto benissimo. Però toccare la cultura, toccare la storia, toccare le radici profonde del nostro essere è quello che ci fa pensare di avere un collegamento ancora più intimo. Noi facciamo parte di un grande movimento che è quello della cooperazione, infatti le nostre si chiamano banche del credito cooperativo, e all'interno del mondo della cooperazione siamo quelli che si occupano del credito, quindi fondamentalmente abbiamo l'obbligo specifico di essere banche che vanno bene anche nei momenti difficili e non soltanto nei momenti facili.
già adesso si cominciano ad abbassare i tassi. È già stato detto dalla Lagarde che questo è solo il primo tocco, ce ne saranno degli altri, e quindi abbiamo messo fieno in cascina per gli anni a venire. Dobbiamo essere banca, ma banca del territorio, e quindi con grande simpatia, con grande solidarietà nei vostri confronti. Poi dopo cosa volete? Rappresentiamo anche noi il territorio, perché io ho fatto tanti anni fa il sindaco a Vedelago, dopo di me è arrivato Remigio Parisotto, che voglio ringraziare perché è lui che ha intuito subito la valenza della vostra iniziativa, che oggi non può essere perché è a Vicenza, sta partecipando ad un'altra attività. Allora, in bocca al lupo. Noi siamo convinti che al di là di tante altre cose importantissime, anche la vostra sia una delle manifestazioni che vanno sostenute, e vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. Sottolineo nuovamente appunto il sostegno della banca, che per noi è stato importante. È iniziato questo percorso ancora 2 anni fa come attori del territorio, e ringraziamo nuovamente la banca perché il supporto è stato rinnovato negli anni. Invito ora il presidente di Ascom Commercio di Treviso, Federico Capraro, a venire qui sul palco. Parlavamo appunto di imprese del mondo della ristorazione, di imprese del mondo dell'hospitality, anche la collaborazione con le associazioni di categoria per la strada è una collaborazione sempre fondamentale. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. C'è un piacere nell'essere qui e nel partecipare a questo appuntamento, ma c'è anche una motivazione forte. Certo che ci sono delle aziende, ci sono le nostre imprese, i nostri ristoratori che sono un'eccellenza, e quindi per noi è motivo anche di orgoglio, oltre che di collaborazione. Ma in realtà credo che ci sia un perché che vada evidenziato, perché c'è una strada legata a dei vini che unisce due realtà che grazie anche a questo appuntamento stanno diventando una destinazione turistica. Quindi noi ci siamo perché ci crediamo, ci siamo perché è inutile parlare di fare rete, la rete non si dice, la rete si fa, e credo che realizzando questo festival si faccia rete. Lo si fa nel nostro piccolo, anche dando visibilità a questi territori, e come associazione di categoria abbiamo un'apertura proprio in questo mese di giugno di 2 nostre sedi, una a Nervesa della Battaglia, ai piedi del Montello, e una ad Asolo, tra l'altro vicino a quella del presidente Simone Re, che è presidente e amico, oltre che esempio di buona associazione. Perché? Perché il territorio va presidiato, nel territorio bisogna esserci, e credo che con questo festival si dia la possibilità di puntare i riflettori e l'attenzione a un territorio che ha grandi prospettive, anche grazie alla realizzazione di una superstrada pedemontana che rimette questo territorio al centro di un bacino molto più ampio, che è quello non solo della Regione Veneto, ma di ciò che ci sta attorno. Per cui ci diamo appuntamento il giorno 20, 21, 22 e 23 di giugno. Buon lavoro a tutti, grazie. Grazie. Anche qui è stata sottolineata come i 2 territori messi in rete possono diventare un'unica destinazione turistica. Volevo un attimo porre l'accento su quella che è stata anche l'invenzione della Fest Card, quindi questa card che nel weekend del festival il turista può acquistare per avere l'ingresso in quelli che sono i siti museali che prima vi abbiamo raccontato, e ogni sito è legata ad un'esperienza, quindi non degustazione, proprio ad un'esperienza di quelli che sono i prodotti tipici, escluso il vino, perché per il vino avremo una giornata dedicata, e quindi potrà fare un'esperienza di quello che è il miele del Montello, l'olio Evo, l'olio extravergine di oliva. Siamo all'interno della denominazione Olio Veneto del Grappa, il 47esimo parallelo, dove siamo noi, è il punto in Italia con la maggiore altitudine dove c'è una denominazione di olio d'oliva. I formaggi, e grazie anche alla collaborazione con l'Aprolav porteremo la Casatella, che quest'anno festeggia il 16° anniversario della nascita della DOP e del Consorzio Casatella, solo per citarne alcune di quelle che sono le altre eccellenze gastronomiche, gli altri prodotti tipici. In chiusura invito
l'amico presidente dei ristoratori Montello a tavola, Ezio Guizzo, ad unirsi sul palco per raccontare la loro iniziativa del 25 luglio, perché il festival è con i giorni 20-23 di giugno, ma abbiamo voluto coinvolgere una coda lunga sempre nella bellissima realtà che è l'abbazia di Nervesa, l'abbazia di Sant'Eustachio, famosa per Monsignor della Casa, perché Monsignor della Casa vi ha scritto il Galateo, dove il 25 luglio la strada del vino, attraverso quelli che sono i suoi vini, collaborerà con l'associazione Montello a tavola, presieduta da Ezio Guizzo e con il supporto di Lisiana Lazzarotto, nella realizzazione di questa bellissima serata di gala, dove porterà in questo caso il Montello seduto a tavola a quelli che sono appunto attraverso le sue eccellenze ad un pubblico attraverso una cena di gala. Grazie. Grazie Simone, non mi presento perché sono già stato presentato. Allora per noi è un orgoglio essere qui presente in Regione, anche perché io da sempre sono nato sul territorio del Montello e quindi il Montello era demanio della Serenissima di Venezia, quindi c'è un legame che è sempre stato forte anche dal punto di vista culinario. Allora vado al sodo, noi come ristoratori ci abbiniamo a questa giornata del 25 luglio nel nostro nuovo percorso che è nato il 29 gennaio. Ringrazio Ascon che è uno dei nostri partner istituzionali e sede centrale della nostra organizzazione Associazione Ristoratori. Il 25 luglio ci sarà questa cena di gala che ha uno scopo anche benefico, non solo di valorizzazione del territorio, perché lì avremo le eccellenze enogastronomiche dal punto di vista dei prodotti e anche dei vini, della selezione che noi abbiamo fatto e non solo, abbinati anche alla strada. E una cena di gala per 150 persone. Abbiamo in questo momento in costruzione il sito, però abbiamo il link. E sulla nostra pagina social di Facebook Montello a tavola potete trovare il link della serata dove ci si può prenotare online. E doppiamente vi aspettiamo perché lo scopo è benefico. Assieme all'amministrazione di Nervesa nel percorso di MC di Montello Travel, del percorso turistico, avremo la parte finale, verrà data in beneficenza alla Città della Speranza, la parte pediatrica. Quindi sarà una cena in cui il programma è ben presentato nel profilo Facebook, quindi non mi dilungo. Ringrazio della presenza e di questa valorizzazione abbinata anche alla strada come vicepresidente dei collegamenti tra i due territori che sono meravigliosi. Quindi grazie Simone, adesso vi aspettiamo alla serata del 25 luglio. Quindi in chiusura vi ricordo le date. Vi aspettiamo il 20 giugno alla mattina a Nervesa per il convegno d'apertura che darà il via poi al festival. Sempre il 20 pomeriggio alle 17:30 saremo a Cabressa, a Volpago del Montello, per un workshop sull'olio d'oliva col titolo Olio e Salute. Il 22 e 23 attraverso la Fest Card, quindi questa card che ci permetterà di girare tutto l'Asolo Montello attraverso le sue eccellenze culturali e gastronomiche, e la chiusura sarà ad Asolo domenica 23, dove dalle 10 alle 18 troveremo i produttori soci della strada e del consorzio di tutela dei vini Asolo Montello, che ringrazio per il supporto e per il patrocinio. E nel pomeriggio sempre ad Asolo ci saranno anche 2 masterclass, una sull'Asolo Prosecco e una sulla Re Cantina, che è l'unico vitigno autoctono rosso che abbiamo all'interno della denominazione, entrambe a cura del Consorzio Vini Asolo Montello. Grazie.